Allora è venuta a trovarci la mia badante preferita, è qui in prima fila. Lei si chiama Giovenka Cadranca. Buonasera! Buonasera! Scusate, ma c'è la badante. Buonasera! Guardi quante belle donne oggi. Quante belle donne, tutte giovani, peccato. Guardi dietro che abbiamo. Qualcuno meno giovane. Abbiamo Walter. E qualcuno anche un po' ricoglionito. No! La dici, ah, come? Io non parlo bene vostra lingua, cosa vuol dire quella No, vuol parola? dire che lei non deve parlare. Io molto contenta di essere qui sul palco, esprimere contentezza con un bacio, saluto di pace. Puzza puzza. Cosa c'è? C'è stato lo sfioramento. Ho sentito gengiva. Lei stia attenta, Ho baciando. sentito gengiva. Si faccia almeno la barba, però, io vengo. Capito che le donne russe sono belle. Io ho preso ormoni quando ero sotto blocco sovietico, infatti mi è rimasto il ricordo. Certo. Ma io ti volevo dire una cosa, che tu non So avevi per paura. dire, dimmi Franca. No, quella è un'altra. Quell'altra donna, grande donna. No, io ho quella. paura di lei perché lei è molto aggressiva. No, capito? tu Oppure non temere. Mi compromette, No, sai? tu hai paura di compromettere me, ma stai scherzando? Io prima di salire sul palco ho preso pillola del giorno dopo. Meno male, Come puoi andare liscio, tranquillo, dice, anche perché io ho già dato. Ha già dato, Già dato io 3 figlie, ormai non più voglia 3 figlie. Sapevo che avesse 3 figlie. 3 figlie di grande terra slovacca, certo. 3 slovaccone doc. Come si Irina, Ischina e Burina. Come Ischina? Ischina. E Burina. E anche qui 3 mariti. 3 mariti diversi. Chissà perché mi è venuto adesso 3 mariti. Forse perché tu stai leggendo probabilmente è quello. Quante volte ti sei separata? Mai, mio paese vergogna separazione. Io vedova 3 volte, io sfortunata. A te dispiace, a me frega niente. Matteo di questa cosa. Molto guarda, la faccia triste proprio, stavo seguendo anche Daniele, guarda che faccia. Io sì. Ancora sugo nella camicia. Perché non saluta Daniele? Lascia perdere, io non saluto Daniele. Io non ho fatto antitetanica. Come l'ha perso il primo? Il primo ho perso sfortuna, secondo mese di matrimonio. Dimitri, povero Dimitri, piccoletto. Prendevo Dimitri e mi divertivo, non facevo nient'altro. Però la facevo volare in aria, sollevavo alto. E lui è contento? Lui contento, rideva, poi un giorno ho squillato il telefono, distratta, podapam, si è spalmato per te. Mi è dispiaciuto per pavimento, era piccolo, spalmato, sembrava Zerbino. Prima di seppellirlo gli ho fatto scrivere anche benvenuto, guarda. Poi ho avuto Igor, uomo, grande uomo di mamma Russia. Era camionista. Guidava tir e lui aveva sempre fissazioni di far guidare me tir. Un giorno convince me, saliamo e si spegne tir. Lui scende per controllare il motore e mi dice: io venga, gira chiave. Io giro chiave, però innesto anche prima. Si è sentito crack. Anche lui Zerbino come Dimitri? No, lui più grande, tappeto di salotto sembrava. E il terzo? E il terzo eravamo felici. Felici, era un uomo intelligente, uomo astuto, uomo molto furbo. Se n'è andato un giorno perché gli ho raccontato dei 2 mariti precedenti. Ma quindi è uscito, non è più tornato. Scappato, diciamo. Uomo che mi è rimasto nel cuore. Era molto affettuoso, affezionato a me. Ogni sera, anche se stanco, lui voleva accarezzare Gatta. Accarezzava Gatta, la metteva sulle gambe, accarezzava ore. Ma tu vorresti accarezzare Gatta? No, io non posso, sono allergico al pelo, mi viene il prurito tutto il corpo. Ma lo sai che capire che tu sei allergico a Gatta? Da come cammina? Ma io cammino normale, No, tu cammini stretto. Magari stretto. No, tu rischi scardimento. Ma vai, caro. E c'è il vecchio proverbio di mio paese. Cosa dice? Che sarebbe? Che se uomo cammina stretto, Gatta non fa effetto. Grazie, io vengo a Cadranca. Buonasera. Vado da Possarello. Scusa Ugo, ma una badante serve